Dunque, torniamo live qui dalla Fincantieri, purtroppo perché piccolo problema nella trasmissione programmata dell'incontro. Per fortuna nei primi 6 minuti poco o nulla è avvenuto. Attenzione alla palla in avanti con la chiusura in calcio d'angolo da parte di D'Alessandro. La battuta in mezzo, smanaccia molto bene Lo Galbo. La palla messa fuori. Poi in qualche modo Spanò riesce a liberarsi, a recuperare il pallone. Il servizio per la posizione regolare, ma è bravissimo Lo Galbo. Attenzione però ancora alla Trapani che si riaffaccia in avanti. Però c'è l'ottimo intervento da parte di Zora. Qui ancora un intervento falloso forse su Zora, la palla rimane lì. Cerca adesso di uscire palla al piede. Viviano per il Cus, il lancio in avanti alla ricerca di Schiavo, palla troppo lunga. La fa sua Benivegna. Qui intanto l'arbitro richiama Mister Di Fresco. Riprende il gioco, allontana Ribuffo dalle parti di Viola, poi Viviano alimenta l'azione, Schiavo prova ad arrivare sul pallone, viene anticipato. Il colpo di testa in mezzo al campo da parte di Di Matteo. E poi la palla finisce in fallo laterale. Per una rimessa che verrà battuta da D'Alessandro in avanti, il colpo di testa da parte di Di Gaetano. Si lotta in mezzo al campo, recupera Calisti, poi Viviano, lungo linea a cercare Schiavo che ancora non è stato innescato dai suoi compagni. Qui si lotta ancora in mezzo al campo, c'è forse un fallo ai danni di Schiavo che rimane a terra. Viola non arriva sul pallone, spazza Baiata. Rimane giù Schiavo. Si è rialzato Schiavo, che adesso viene accompagnato a bordo campo per le cure necessarie. In ogni caso Viviano restituisce palle ai suoi avversari mentre sembra schiarirsi un po' il cielo sopra Palermo. La
palla in avanti, il colpo di testa di Mistretta che potrebbe innescare Bongiovanni. Bongiovanni insegue il pallone, lo chiude in fallo laterale Pirrera, che guadagna anche una rimessa. Si lotta in mezzo al campo, arriva in ritardo Schiavo, poi cerca di palleggiare Zora, il quale lancia lungo all'indirizzo di Viola. Viola insegue il pallone, lo raggiunge, viene contrastato da Baiata, ancora Viola, prova a convergere, Viola ancora messo giù, l'arbitro lascia continuare, allora palla ancora al Trapani, con il rilancio in avanti, il controllo da parte di Mistretta per Pirrera. Calisti prende in controtempo da Alessandro, la palla finisce fuori. La palla già messa in avanti dal Trapani con l'inserimento sulla sinistra e la palla messa al centro che non raggiunge nessuno però. E la sfera si perde oltre la linea laterale. La rimessa laterale per Pirrera, cercato Tarantino che prolunga di testa, poi prova a prolungare ancora Viola, interviene Baiata. Calisti, palleggia e calcia lontano, però fa salire i compagni mentre Di Gaetano controlla la sfera. Lancio lungo ancora dalle parti di Spanò. Spanò controlla il servizio indietro per Ammucciato che viene a controllare il pallone al limite dell'area di rigore. È raddoppiato il numero 9 del Trapani che cerca di girarsi. Ancora Ammucciato, viene fuori ed è costretto a scaricare indietro per Novara mentre sale il Cus. Lancio lungo del numero 4 ospite, il colpo di testa da parte di Ribuffo. Ilari in avanti direttamente dalle parti di Logalbo. Il lancio di Logalbo dalle parti di Zora che riesce a girarla, poi allontana ancora Novara. Il rilancio ancora di Calisti dalle parti di Viola che prova ad approfittare del rimbalzo. Al confine dell'area di rigore Benivegna viene a prendersi il pallone. Palla in avanti, riesce a intervenire da Alessandro, poi Ammucciato, cerca di innescare Spanò, avanza Spanò. Il tracciante per Ammucciato in area di rigore, Ammucciato sinistro, è miracolo di Logalbo a mettere la palla in calcio d'angolo, grande chance per il Trapani ancora. Il calcio d'angolo per il Trapani. La battuta verso il cuore dell'area, la spizzata di Di Gaetano. Ancora Logalbo passò il pallone. Logalbo fa salire la squadra prima di andare al rinvio lungo. Di testa prova a prolungare Zora, cerca di arrivare Viviano che viene però anticipato all'intervento di Novara. Battuta lunga di D'Alessandro, il controllo di Viviano che prova a mettere giù, poi Schiavo resiste ad una carica, Schiavo converge, viene fermato, ancora Schiavo resta in piedi, pallone per Viviano, Viviano con il destro ribattuto, ancora si lotta al limite dell'area, Tarantino la fa scendere, conclusione che però si spegne fuori. Apprezzabile comunque il coraggio del numero 8 di Mister Di Fresco che continua a sgolarsi, non si ferma un attimo, il tecnico del Cus. Mentre Benivegna è pronto a rinviare. Rilancia l'estremo difensore Granata. Oggi in maglia bianca il Trapani, tenuta da trasferta. Maglia invece gialla con inserti bianchi e neri per il Cus che gioca con Viola. Tarantino prova ad allungare la falcata, inseguito
da abbaiata, fa scudo col corpo Tarantino, che poi si porta verso la bandierina. Tarantino guadagna fallo laterale, sì. Alla battuta Pirrera. Palla con le mani verso l'area di rigore, arriva dalle parti di Viola che spalla alla porta, raddoppiato Viola, si continua a giocare, Tarantino guadagna calcio d'angolo forse. Adesso un giocatore del Trapani a terra, dopo il contatto forse con lo stesso Tarantino. Tanto le proteste da parte di Viola, subito redarguito dall'arbitro. Si ripartirà dal rinvio dal fondo, non è stato accordato il calcio d'angolo al Cus Palermo. Quando se ne sono andati i primi 20 minuti della sfida. Il controllo da parte di Viola, che recupera direttamente dal rinvio. Viola, la palla lunga, allontanata. Poi Calisti affrontato e fermato da Di Matteo, che cerca di imbastire il nuovo tema per il Trapani. Ammucciato si inserisce tra i difensori, Ammucciato in area di rigore, Ammucciato ormai defilato con Ribuffo che lo chiude. Poi ancora il numero 9 del Trapani che scarica indietro, Spanò cerca la palla al centro, ribattuta, poi Ribuffo allontana e sarà fallo laterale per il Trapani. Interviene D'Alessandro, pallone ancora buono per Di Gaetano. Il lancio controllato da Ribuffo che spazza via. Ilari in avanti per Novara. Adesso sono i due centrali del Trapani a gestire il pallone. Novara va a lungo, cerca Spanò, colpo di testa di D'Alessandro. Palla in fallo laterale, reclamava anche un fuorigioco. La squadra di casa. Non di questo avviso però il direttore di gara. Ammucciato di testa. Palla ancora buona per Di Gaetano, il contrasto con Zora, rimessa ancora per il Trapani. Battuta lunga, colpo di testa, poi Calisti addosso ad Ammucciato per un buon fallo laterale, guadagnato dal numero 4 della formazione di casa. Spazza via Ribuffo intanto con un campanile controllato da Ammucciato di testa, poi prova ad arrivare sul pallone Spanò, ancora una volta Ribuffo ad allontanare. D'Alessandro di testa dalle parti di Ammucciato, poi bene Zora a ritrovare il pallone. Calisti lungo, con la palla che rimbalza pericolosamente davanti a Logalbo, il quale la fa sua e serve subito la corsa di Pirrera. Avanza Pirrera, contrastato, riesce a vincere il contrasto, poi la palla in avanti per Viviano con la sponda per Viola, il quale si allunga il pallone, si autolancia il numero 9 del Cus, chiuso però dall'intervento di Novara in fallo laterale. Rimessa per Pirrera. Prende la rincorsa per una battuta lunga il numero 3 del Cus Palermo, palla in aria verso Viola, ancora a contrasto. L'arbitro lascia giocare, poi allontana in qualche modo Ammucciato per far salire i compagni. Sfera che finisce direttamente tra i piedi e tra le mani di Logalbo. In stretta, cerca Pirrera, non lo trova per l'ottimo anticipo da parte di Bongiovanni, il quale poi sbaglia. Logalbo, ancora il pallone tra i piedi. Logalbo fa salire la sua squadra, effettua poi il rinvio. Viviano prova ad arrivare, viene anticipato dall'intervento di Ilari, poi
il servizio di Bongiovanni, il colpo di testa di Zora, ma l'arbitro ha visto un fallo con la numero 7 di casa. Calcio di punizione in favore del Trapani. Con Ilari pronto alla battuta. C'è il fischio. La battuta in avanti di Ilari, colpo di testa di Mistretta che per poco non innesca l'inserimento di Bongiovanni. Bravo però Lo Galbo a far su il pallone. Batte ancora lungo Lo Galbo, supera il centrocampo, il controllo in qualche modo da parte di Trapani. Poi Bongiovanni, serie di finte, scarico indietro che però viene controllato da Schiavo, la scivolata vincente da parte di Pace. È rimessa con le mani per il Cus, sta giocando, va detto, alla pari contro un ben più quotato avversario. Viola cerca di girarla, recupera il pallone ancora Viola, c'è l'uscita coraggiosa da parte di Benivegna. Che fa salire i compagni prima di lanciare lungo, dove c'è soltanto Zora, il quale fa rimbalzare dalle parti di D'Alessandro. Ancora Zora, ma la palla finisce fuori. Qui recupero palla ancora di Zora. Il dribbling con la palla che finisce però tra i piedi del numero 10 di Matteo. Converge Spanò, tocco per Ammucciato, chiuso da Mistretta, poi c'è lo scontro fortuito. L'arbitro ferma il gioco, non credo per fischiare fallo, ma per valutare le condizioni dei due. Ammucciato da una parte, Zora dall'altra, è rimasto però a terra quest'ultimo. Si rialza Zora, tutto ok anche per Ammucciato. La palla che verrà, almeno così chiede mister Culcasi, di restituire palla al Cus. Così fa in effetti Ilari. Trapani che soprattutto dal punto di vista giovanile ha attinto tantissimo da quello che è stato il lavoro fatto in questi anni dal Dattilo, considerando anche che di fatto la società Granata deriva, dopo il fallimento di un paio di anni fa, proprio dal lavoro della società del Paese del Cannolo. Qui intanto perde palla D'Alessandro, il contrasto con Mistretta che sposta letteralmente Ammucciato. Viola, il controllo non è perfetto, poi subentra nell'azione Tarantino, ancora il contrasto con Baiata, molto sollecitato il terzino destro del Trapani. Qui Tarantino all'1 contro 1, nuovamente spalle alla porta. Si guadagna ancora una volta il fallo laterale. Quando da cronometro siamo giunti al 28esimo, pallone verso l'area di rigore, colpo di testa ancora di Baiata, poi spazza via senza troppi fronzoli Ilari. Cerca di controllarla Calisti, il pallone però rimbalza, lo fa su Ammucciato, però commettendo fallo.
Allora c'è un calcio di punizione per il Cus, sul pallone si porta Capitan Ribuffo. Sono soltanto in 4 i giocatori, anzi in 5 giocatori del Cus dentro l'area di rigore, quasi tutto il Trapani invece dentro i propri 16 metri. Ribuffo con la palla che spiova in aria, colpo di testa di Ammucciato, poi Tarantino lo fa scendere, cerca di calciare ancora col destro, la palla si perde fuori. Si ripartirà dal fondo con Benivegna che si affida a Novara per la battuta. Palla che spiove verso il centrocampo, il colpo con il piede da parte di Zora, poi Viola controlla, non la gira subito, rischia di perderla, lo aiuta Mistretta che va a lancio lungo, colpo di testa direttamente in fallo laterale da parte di Di Matteo. Battuta di D'Alessandro che scambia con Zora, poi propone verso l'area di rigore, la palla rimbalza dalle parti di Viola che viene anticipato con il fallo commesso in questo caso da Trapani, e allora occhio a questa opportunità per il Cus. Alla battuta andrà Tarantino. In 4 in barriera per Benivegna. Arbitro dalle ultime raccomandazioni in area. Tarantino conta i passi. Guarda la porta, l'arbitro fischia in questo istante la battuta di Tarantino che la fa girare e alla fine la blocca senza grossi problemi Benivegna. Opportunità per Tarantino. La battuta di Benivegna in avanti, il controllo da parte di Ammucciato che però non riesce a giocarla. Poi si lotta in mezzo al campo, Viviano la recupera, ancora Viviano, tocco per Zora, l'arbitro fischia fallo, evidentemente non ha ritenuto un vantaggio questa azione d'attacco da parte del Cus che al 32esimo minuto avrà questo calcio di punizione, questa volta praticamente dalla 3/4, con Ribuffo che come di consueto va a calciare verso l'area di rigore avversaria. C'è il fischio, batte Ribuffo verso l'area, prova a prolungare Zora, si scontra con Novara, ma la palla viene allontanata dal Trapani che addirittura cerca di ripartire con Spanò. Spanò all'1 contro 1, D'Alessandro bravissimo a chiuderlo, poi il rimpallo lo sfavorisce. Alla fine in qualche modo il terzino destro del Cus riesce ad allontanare la minaccia e a concedere solo un fallo laterale, con i compagni che però nel frattempo sono ripartiti. Questa è una cosa importante. La battuta con le mani di Di Gaetano, alla ricerca ancora di Spanò che la gira verso l'area, non ci arriva qui Bongiovanni, per conclusione di Trapani che si perde fuori. E formazione ospite che sta facendo molta fatica, anche perché il Cus sta chiudendo molto bene gli spazi in un primo tempo tutt'altro che comunque spettacolare. Chiaramente il terreno di gioco appesantito, ma comunque in grado di sostenere un incontro di questa levatura. Appesantisce molto le gambe dei ragazzi. Vedremo anche nel secondo tempo sicuramente con i cambi da parte di Di Fresco e di Culcasi
qualcosa di diverso. Viola fa sponda. Viviano prova a girarsi ancora. Viviano viene chiuso dall'intervento di Pace. Poi non riesce a controllare Bongiovanni ed è fallo laterale per il Cus con Pirrera. Tarantino prova a prolungare, ci riesce per Viviano. Viviano chiuso, c'è però Schiavo. Schiavo la palla sul destro, ci prova. Conclusione debole da parte di Mattia Schiavo. È la palla che finisce tranquillamente dalle parti di Benivegna, che può andare al rinvio. Il lancio questa volta molto lungo dell'estremo difensore del Trapani. Il controllo tentato da Mucciato che viene raddoppiato e fermato. Campanile di Zora. Mucciato sfera di testa ma ancora Zora. Tarantino ha spazio, cerca subito la palla in verticale, controllata da Benivegna. Il rinvio ancora del numero 1, ma il Trapani disposto non benissimo in campo, ne ha buon gioco il Cus almeno per il momento. Ribuffo avvertito dell'arrivo dell'avversario li lancia. Poi Spano. La palla centrale con Ilari che serve dall'altra parte Trapani. Il destro di Trapani è il vantaggio della formazione ospite con Trapani che incrocia bene con il destro, batte Lo Galbo e sblocca la partita qui alla Fincantieri. Conclusione molto precisa da parte di Francesco Trapani che porta in vantaggio la capolista. E dunque si sblocca la partita della Fincantieri. Avanti la squadra di mister Culcasi con il suo centrocampista, con la sua mezzala che ha sfruttato al meglio la situazione, un po' distratta in questo caso la retroguardia del Cus, bucata dal destro incrociato molto preciso di Trapani. Qui arriva sul pallone e riesce a girarlo molto bene. Ancora il Trapani con Spanò che prende il centro dopo il servizio di Di Matteo. In avanti Ilari, la palla arriva comunque dalle parti di Trapani. Trapani mette al centro ma in fuorigioco il numero 8 Granata, che ripeto oggi in maglia bianca ovviamente. Allora calcio di punizione per il Cus Palermo con Mistretta che può andare alla battuta. Ci avviciniamo anche alla fine del primo tempo. Serie di colpi di testa, arriva quello di Calisti, poi quello di Baiata. Calisti prova a metterla giù ma forse accelera troppo i tempi della giocata e favorisce Di Gaetano. Spano ancora una volta sul filo del fuorigioco, da Alessandro lo contrasta. Tiene palla in campo il numero 11 del Trapani, però favorendo Ribuffo. Schiavo. Ottimo scarico. Poi Zora in profondità per Viviano, gran palla. Però la palla prende velocità. Arriva più rapidamente dalle parti di Benivegna che fa salire i compagni. Adesso Trapani sicuramente in una situazione più confortevole, aver trovato il vantaggio, che era sicuramente l'esercizio più difficile per gli ospiti, mentre qui Viola in mezzo a due, tiene palla, prova a girarsi, non ci riesce. Viviano viene anticipato dall'intervento da parte di Di Matteo. Colpo di testa di Ribuffo, poi la palla rimbalza pericolosamente dalle parti di Bongiovanni che controlla, calcia con il sinistro, blocca Lo Galbo. E Trapani che adesso cercherà di sfruttare gli spazi concessi da un Cus Palermo intenzionato a rimettersi in linea di galleggiamento prima della fine della prima frazione. Intanto c'è un piazzato proprio in favore della squadra di Di Fresco, anticipato però Tarantino, prova ad arrivare Pirrera che viene però bruciato dall'avanzata di Trapani. Chiude Mistretta in fallo laterale. Con le mani Baiata. Controllo, spalla alla porta di Bongiovanni che cerca di girarsi su Tarantino, lo affronta e lo ferma Calisti. Rimessa ancora per la squadra ospite. Mentre inizia un po' di movimento sulla panchina del Cus.
Intervento di Zora, poi ancora Trapani che attacca con Di Gaetano in progressione offensiva, il terzino che va alla conclusione. La parata in 2 tempi da parte di Lo Galbo. Adesso iniziano ad arrivare anche con una certa frequenza le occasioni. Intanto problemino per Lo Galbo, forse un po' di terra sugli occhi per lui. Richiesto l'intervento della panchina. Si riprende Lo Galbo, ricordo anche grazie al breve spot che abbiamo mostrato che su Sportisili potete assistere non solo alle partite in diretta, ovviamente invitiamo, qualora siete una società, vogliate avere i nostri servizi dal punto di vista video, grafico e anche testuale. La produzione non solo di partite in diretta, non solo di highlights come quelli della gara odierna, ma anche della gara di ieri con l'ennesima grande vittoria della formazione under 18 sempre del CUS Palermo, che si è portato in testa alla classifica proprio ai danni del Trapani, ma anche notizie, interviste e anche grafiche per raccontare quello che è il mondo dello sport siciliano a 360 gradi. Intanto c'è un cambio rimessa col primo tempo che si avvia verso la sua conclusione. E per una rimessa che adesso verrà battuta dal Trapani con Di Gaetano, colpo di testa di Zora, poi controlla e rilancia Ilari. D'Alessandro, dalle parti di Viviano, intralciato dal direttore di gara. Per la fine la palla arriva dalle parti di Lo Galbo. Tarantino prova a far viaggiare Pirrera, guadagna però un fallo laterale. Tarantino, la palla per Pirrera che cerca lo scarico, lo trova per Calisti in profondità verso Viviano. Viviano prova a fare scudo col corpo, ma ne viene avvantaggiato Viola. 1 contro 1 con Baiata, ancora Viola prova a passare su Baiata e concede solo rimessa, anzi la guadagna la rimessa. E qui le proteste. Le proteste furibonde non solo del pubblico ma anche dei giocatori del CUS. Qui ha Mucciato, prova ad andare, il tocco per Bongiovanni che non la tiene in campo. La rimessa per Pirrera, che cosa è richiesta anche l'ammonizione per Bongiovanni, che non solo ha trattenuto il pallone ma lo ha anche allontanato in malo modo. Adesso calcio di punizione per il CUS. Con Viola sul punto di battuta. Viola con te passi, c'è Di Matteo che va a dargli fastidio, poi si allontana per comporre la barriera. Ancora una volta tutto il Trapani nei suoi ultimi 20 metri, eccezione di Spanò. D'altra parte CUS che porta all'interno dell'area avversaria 6 elementi, anzi 5 elementi più 2 al limite. Siamo a ridosso della conclusione della prima frazione.
C'è il fischio da parte del direttore di gara. Viola alla fine va a cercare la porta. Una conclusione debole che finisce alle parti di Benivegno. Arriva anche al conto alla rovescia il portiere Benivegna prima di effettuare il rinvio. Lancio lungo di Tarantino, cerca di inserirsi Schiavo. Schiavo recupera palla con un fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione con la battuta di Novara e per l'arbitro basta così per il primo tempo che si conclude con il vantaggio del Trapani per 1-0. Decide la rete messa a segno da Trapani con una partita molto equilibrata fino a questo momento, decisa appunto da uno spunto del numero 8 in maglia bianca. Restate collegati per il secondo tempo, noi restiamo ovviamente qui dal terreno di gioco della Fincantieri e poi ripresa di Cus Palermo Trapani.
Entriamo in diretta dalla Fincantieri, secondo tempo di Cus Palermo Trapani, che prenderà il via tra qualche minuto. Ricordo ancora una volta, anche se lo vedete in sovraimpressione, il punteggio della sfida 1-0 per la formazione guidata da Mister Culcasi, che sta effettuando una sostituzione con l'ingresso in campo di Iovino, scusate, maglia numero 13 per lui. Iovino che prende il posto del numero 7 Bongiovanni. Per il resto tutto confermato da entrambe le parti, quindi a breve andrò anche alla lettura delle formazioni. Intanto viene cambiato l'assistente del direttore di gara e siamo pronti per questi secondi 40 minuti qui dalla Fincantieri. Ricordo Trapani in vantaggio per 1-0 sul Cus, e Trapani che così facendo sta confermando la sua posizione in testa alla classifica del girone A del campionato regionale allievi under 16. Direttore di gara che attende l'arrivo dell'assistente. Non ti appoggiano dal retro. Ultime raccomandazioni, ultimi controlli e poi si può partire con il secondo tempo di Cus Palermo contro Trapani. Inizia in questo istante la ripresa. Il primo pallone gestito dagli ospiti, i quali cercano di attaccare con Di Matteo, fermato ad Alessandro, tutto ok secondo l'arbitro. Poi Di Gaetano con la palla lunga direttamente dalle parti di Logalbo. Logalbo va ancora dal suo terzino destro. Alessandro riesce a tenere il pallone in campo, c'è lo scarico su Zora. Calisti, il tacco di Schiavo per Zora, per la palla in profondità per Viviano, che era per in fuorigioco. Calcio di punizione per il Trapani. Con la battuta della punizione affidata a Novara. Colpo di testa di Viviano che la mette giù Ammucciato. Il tocco per Di Matteo. Spanò, Ammucciato. Ancora Di Matteo che allarga sulla destra a cercare proprio Iovino. Il colpo di testa verso Trapani, poi quello di ribuffo. Ancora Trapani cerca di inserirsi. Intervento ai danni di Spanò. Ancora Cus che cerca di uscire con Tarantino. Pirrera. C'è spazio per Viviano che accelera forse troppo la giocata. Di fatto consente il recupero del pallone, anche se qui Baiata rischia un po' e concede fallo laterale al Cus Palermo. La palla giocata in avanti, il colpo di testa, poi alza il campanile Pirrera verso l'area di rigore, prova ad arrivare Viola, che però va a contrasto con Benivegna. Rimane giù per un attimo il numero 9 del Cus. Tanto forse anche un po' di confusione che sta facendo in questo momento l'arbitro con Viola.
con il direttore di gara che chiede a Viola di lasciare il campo nonostante non sia avvenuto l'intervento da parte della panchina del CUS. Il CUS momentaneamente in 10 sul rinvio e adesso Viola viene fatto rientrare. Scelta opinabile con Zora che adesso gestisce il pallone. Lungo a cercare Viola, controllo non perfetto, una palla che arriva comunque a Viviano, che allarga, anzi Schiavo dalla parte di Tarantino, prova a tenere il pallone in campo ma fa buona guardia a Iovino. Tanto mister Culcasi cerca di caricare i suoi ragazzi. Zora, pallone per D'Alessandro, controllo non perfetto, poi D'Alessandro va a lottare in mezzo a due, riesce a tenere il pallone. D'Alessandro, passaggio deviato, c'è Viola che può caricare il destro e palla sul palo! Ad un passo dal pari il CUS Palermo e poi Viviano si accontenta del calcio d'angolo, occasionissima per Viola che appena avuto una palla giocabile in zona gol ha rischiato di far male alla squadra avversaria, ma adesso occhio all'angolo con Calisti dalla bandierina. C'è la battuta da parte di Calisti col sinistro, pallone che spiove dentro l'area di rigore, non ci arriva Mistretta, la palla rimbalza dalle parti di Viviano. La palla che si perde alta sopra la traversa, altra chance per il pareggio per il CUS. Richiesto l'intervento della panchina del Trapani, anche se si rialza in questo istante, se non ho visto male, Novara. Sì, si tratta proprio del numero 4. Tanto anche Novara viene fatto uscire per questa applicazione della regola un po' particolare, ma evidentemente va bene così per il direttore di gara. Intanto c'è un fischio contro Zora, punizione per il Trapani. È rientrato Novara. Questo valzer di palloni, ne approfittiamo per elencare le due panchine con il CUS che manda a disposizione di mister Di Fresco in ordine numerico Lo Bianco, Tellini, Varrica, Randazzo, Di Bella, Ruffino e Cucchi. Dall'altra parte secondo portiere Tarantino, poi Genovese, Carella, Puccio, Mazzara, Cudia, De Filippi e Bevilacqua. Ricordo che è già entrato Iovino al posto di Bongiovanni. Schiavo cerca di passare, in qualche modo Pace lo rallenta, poi palla in profondità per Viola che va a pressare su Baiata e la palla finisce in fallo laterale. CUS che è entrato con un piglio diverso in questo secondo tempo, decisamente più aggressiva la squadra in maglia gialla, con Pirrera che va alla battuta del fallo laterale. La battuta verso l'area allontanata dall'intervento da parte di Ilari e altro fallo laterale in zona d'attacco per il CUS. Pallone che arriva dalle parti di Pirrera che può effettuare la battuta con le mani. Tarantino scambia con Pirrera che allunga sulla fascia, mette al centro il pallone, Schiavo anticipato. Pallone ancora buono però per Ribuffo. Ribuffo la propone verso l'area, controllo di Schiavo al limite dell'area, conclusione ribattuta. Allora cerca di uscire il Trapani da questa situazione con la corsa sul filo e fuori gioco da parte di Spanò. Può andare Spanò, Ribuffo lo affronta con il fallo secondo l'arbitro. Il calcio di punizione e cartellino giallo per il capitano del CUS. Le proteste da parte di Ribuffo, ma il direttore di gara è inamovibile.
e concede calcio di punizione al Trapani. Calcio di punizione tra l'altro in una zona molto pericolosa, siamo praticamente allo spigolo sinistro dalla prospettiva del Trapani, a una ventina di metri dalla porta. Sul pallone si è portato Ilari, che adesso se ne va per lasciare la battuta a Trapani. Tanto segnali da parte di Mister Kulkasi, probabilmente per invitare il suo giocatore a cercare la porta. Ne chiama allora 4 in barriera Logalbo. Anzi, in realtà diventano 3 perché Zora si stacca. C'è Trapani che conta i passi, finisce di sistemare la barriera Logalbo e poi arriva il fischio. La battuta di Trapani che trova l'intervento della barriera, poi Tarantino anticipa. La palla viene rialzata a campanile dalle parti di Logalbo, che non la fa neanche uscire, la raccoglie subito. I primi 9 minuti che se ne sono andati in questo secondo tempo. E Cuschi ha avuto un paio di occasioni molto importanti, il palo di Viola e la conclusione di Viviano sugli sviluppi poi anche del calcio d'angolo. Intanto fallo di Schiavo, non era avvisato dal direttore di gara. Pirrera, colpo di testa da parte di Baiata, poi di Gaetano, preferisce spazzarla via oltre la linea laterale. Una rimessa che verrà eseguita da Alessandro. C'è la prima sostituzione della partita per il Cus con l'uscita al campo di Schiavo. L'ingresso di Di Bella. Entra dunque Di Bella. Con la battuta del fallo laterale affidata ad Alessandro. Palla verso il centro del campo, la tocca Ilari, ma è ancora rimessa per la squadra di casa. Sempre ad Alessandro, sempre lungo, sempre Ilari di testa. Zora, poi prolunga Di Bella, primo pallone della sua partita. Viola, la gira per Viviano, anticipato dall'intervento in calcio d'angolo da parte di Pace. Questa era una bella giocata di Viola, spalla alla porta, sta cercando di mettersi in partita dopo un primo tempo non facile. Il numero 9 del Cus, ben imbrigliato dai difensori ospiti. Ancora Calisti alla battuta del calcio d'angolo. Palla che arriva ancora nel cuore dell'area. Benivegna in uscita. Benivegna va a rilancio lungo, a vuoto Calisti, arriva ad Alessandro in qualche modo, poi Spanola controlla, la fa sua, cerca anche di girarsi, poi trova uno scarico in Di Gaetano. Di Matteo, la palla in profondità, a cercare Ammucciato, chiude Ribuffo in qualche modo, ancora Ammucciato con il cross, sempre Ribuffo. E poi fallo ai danni di Di Matteo. Tanto per il Cus arriva il momento di Ruffino. Esce Viola.
Secondo cambio nel giro di pochi minuti per il Cus, ma soprattutto occhio a questo calcio di punizione per il Trapani. C'è il fischio, la battuta di Ilari verso l'area di rigore, bravissimo da Alessandro in anticipo, poi la palla rimbalza con Mistretta che fa scudo per l'uscita del pallone in rimessa dal fondo. Si riparte dal basso col Trapani che va a pressare sul Ribuffo e su D'Alessandro. Controllo del terzino non è granché, poi la palla recuperata da Di Matteo, su di lui Zora. Ancora però Di Matteo col pallone tra i piedi, cerca il centro, il tocco di Trapani verso Ammucciato che fa però leva su D'Alessandro. Calcio di punizione per il Trapani, intanto piccolo chiarimento tra Zora e Di Matteo, mentre Ribuffo va alla battuta. Controlla proprio Zora dopo il tocco di Di Bella. Lancia in avanti verso Viviano, troppo lungo però, e allora Benivegna fa su il pallone. Rinvio da parte di Benivegna. Poi Tarantino a contrasto con Trapani, Iovino in avanti dove però non c'è nessuno, allora è direttamente mister Di Fresco a servire il pallone ai suoi giocatori, in particolare a Pirrera per la rimessa. Prolunga Ruffino, poi Viviano va a lottare e viene fermato. Ilari in avanti per Ammucciato. Ammucciato evita Tarantino, poi chiude Pirrera. Ancora Ammucciato però con il fallo. Secondo il direttore di gara, punizione per il Cus. Scaduto il quarto d'ora. La battuta in avanti di Ribuffo, il colpo di testa da parte di Trapani, poi Spanò si lascia scavalcare al pallone, Mistretta rovescia. Palla prolungata a Zora, ma ancora due volte il numero 7 del Cus a girarla per Viviano. Viviano, la palla sul destro, lo prova, c'è la deviazione che favorisce Di Gaetano. Palla lunga, però Spanò non ci può arrivare. D'Alessandro col controllo e col rilancio. Spanò lo contrasta. Ed è fallo laterale per il Trapani. Ammucciato fa scudo col corpo per far avanzare il suo capitano Di Gaetano che va a lungo, Mistretta spazza via, poi Zora la gira dalle parti di Ruffino che non può arrivare. Controllo non perfetto da parte di Matteo, poi Ilari in avanti, Pirrera di testa, ancora Trapani che prova a girarla su Iovino. Iovino all'1 contro 1 con Pirrera, lo porta fuori il numero 3 del Cus che poi gli mette la palla in fallo laterale. Tanto attenzione alla vola tentata da Ilari che diventa buona per Spanò. Spanò in area di rigore viene chiuso, poi allontana Zora, cerca di arrivare Di Bella che vince il contrasto e può rilanciare la ripartenza. Scambia con Ruffino, ancora Di Bella, poi cerca Viviano ma va ancora a chiudere Pace, molto attento il centrale del Trapani. Calisti gioca in avanti verso Viviano che fa leva su Baiata, poi ancora Pace a rinviare in fallo laterale. Cus che sta cercando anche di spingere, anche di approfittare di un momento in cui il Trapani forse sta anche un po' tirando il fiato. Intanto attenzione alla chiusura su Di Bella, poi Ammucciato, fermato da Pirrera, c'è il fallo commesso dal numero 9 ospite. E Tarantino a battere il calcio di punizione, sale Mistretta
tutto il Trapani a protezione degli ultimi 30 metri. La battuta, Tarantino verso il cuore dell'area, colpo di testa a metter fuori. E poi Trapani che cerca di uscire con Baiata. Lancio lungo dalle parti di Spanò, anticipato da Pirrera, quale non rischia e mette in fallo laterale. Tanto forse un richiamo all'indirizzo del dirigente del Trapani. Arriva adesso il pallone. Ammucciato, forse con un braccio. Riesce a girarla da Alessandro in netto anticipo, però messo male in campo il Cus. Allora ancora Trapani in possesso. Di testa Mistretta. Di Bella. Riesce ad anticipare il suo avversario. Zora insegue il pallone, non lo raggiunge. Tanto c'è un altro cambio per il Cus. Va fuori Calisti. Va dentro Cucchi. Dunque, terzo cambio per il Cus. Effettuato uno solo all'intervallo il Trapani. La battuta va il capitano Di Gaetano. Palla verso il centro del campo, interviene Zora, poi liscia Ilari. Interviene Pirrera che calcia più lontano che può, cercando di innescare Viviano. Viviano cerca di arrivare, viene anticipato, poi allontana Trapani. Mistretta. Superata intanto la metà del secondo tempo. Attenzione alla palla in profondità per Viviano. Anticipato dall'uscita di Benivegna. Palla lunga di testa Zora. Poi Viviano arriva con un attimo di ritardo, l'anticipa Ilari, poi spazza Baiata. Iovino. Palla per Di Matteo. Cucchi perde il rimpallo. Ammucciato in profondità per la corsa di Spanò che entra in area. La sterzata, ma era in fuorigioco. Il numero 11 del Trapani. Allora calcio di punizione. Non ti attaccare, eh? E 2 volte l'hai fatto. Non volerti più attaccare. Tanto punizione. Il direttore di gara che fa arretrare il punto di battuta. La battuta di Ribuffo. Cerca di arrivare Di Bella che viene però anticipato. Poi palla in avanti. Ancora Ribuffo. Addirittura con lo stinco. Lo allontana verso Tarantino. Palla giocata in profondità per la corsa di Viviano. È in vantaggio Pace che colpisce di testa e mette in fallo laterale. E avanza il Cus. Magari non con un calcio esemplare, ma comunque efficace. Adesso prova a portarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Palla lunga di Pirrera, il colpo di testa di Iovino e allora la rimessa diventa calcio d'angolo per il Cus. La battuta verso l'area di rigore, sul secondo palo non c'è nessuno, allora Mistretta deve inseguire la sfera per rendere ancora l'attacco vivo. Viviano. Fermato da Spanò, rimessa Cus, anzi no, rimessa Trapani.
La rimessa di Gaetano, prolunga Spanò dove c'è però Cucchi che la gira centralmente a Mistretta. Trapani in avanti, colpo di testa di Mistretta, poi Tarantino la mette giù, la porta a spasso e cerca dall'altra parte l'avanzata di Zora. Zora pressato e fermato però. Di Gaetano in fallo laterale. L'arbitro ha visto un intervento falloso da parte di Zora. Oh, dai, ni mai sala, dai. Zora, esci, Zo! Com'è che tu stai vincendo? Tanto esce proprio Zora, redarguito dall'arbitro. Entra Varrica. Direttore di gara che deve ancora annotare il cambio. Arriva adesso il turno di Varrica. E allora calcio di punizione che può essere eseguito dal Trapani. C'è la battuta da parte di Novara, lunga dalle parti di Cucchi, che secondo l'arbitro ha commesso fallo su Ammucciato. Allora punizione per il Trapani che dunque riprende campo. C'è un altro cambio per il CUS. Esce da Alessandro ed entra Lo Bianco. Calcio di punizione che verrà battuto da Novara. Ancora storie tese nell'area di rigore con Mistretta redarguito dall'arbitro. Ora la punizione con la battuta di Novara nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Ruffino, poi il primo ad arrivare è Ilari che va alla conclusione con il destro e trova un gol straordinario, il gol del 2-0 per il Trapani. Gran tiro da parte di Ilari, non può nulla Lo Galbo e allora raddoppia il Trapani con l'altro centrocampista, oltre allo stesso Trapani, numero 8, autore del gol dell'1-0. Arriva il raddoppio di Ilari con un grandissimo tiro. Cus che ha fatto tutto ciò che ha potuto per cercare di pareggiare la partita. È bastato un episodio, è bastata una giocata ai ragazzi di Mister Culcasi per raddoppiare. Intanto cambia ancora Mister Di Fresco con l'uscita di Pirrera e l'ingresso di Tellini. Dunque punteggio che cambia e che porta sul 2-0 Non voglio ripeterlo. la squadra Devi ospite. staccare qua. Fai un passo avanti. Un altro. Ok, fermo qua. Riprende il gioco con il Cus che ha
12 minuti più recupero per cercare una rimonta. A questo punto diventa molto complicata. Occhio alla palla lunga, intanto Lo Galbo attende il pallone al confine della sua area. Di Buffo qui va a lottare, recupera il pallone Di Matteo. Di Matteo con il lancio per l'inserimento di Iovino, l'anticipo di Tellini che mette in fallo laterale. C'è un cambio nel Trapani, il secondo dall'inizio della partita. L'uscita di Spanò e l'ingresso in campo di Puccio. La palla in avanti, ha Mucciato, spalle alla porta contro Tellini, l'ultimo tocco è del numero 9. Riparte il Trapani dalle retrovie con Di Gaetano. Adesso il doppio vantaggio può sicuramente rasserenare la squadra di Mister Culcasi. Ribuffo preso in controtempo, prova a intervenire subito il nuovo entrato Puccio, che però viene fermato. Lotta di Bella, recupera il pallone Di Matteo, ancora Puccio, scarico sbagliato, allora prova a ripartire il Cus con Viviano che viene però fermato da Ilari. Tellini la gira in avanti, interviene ancora Trapani, fallo laterale per il Cus. Tellini con le mani, prova a prolungarla Tarantino, trova Varrica che però non riesce a controllare. Tarantino in qualche modo, poi Tellini la tiene, si appoggia a Mistretta, lancio lungo, intercettato però, allora attenzione alla ripartenza del Trapani con Puccio, palla in profondità, Lo Bianco anticipa, poi Ribuffo al contrasto con Di Matteo che però ha la meglio. Di spalla alla porta Mucciato, non riesce a giocarla anche per il fallo di Mistretta. Calcio di punizione per il Trapani. Ultimi 10 più recupero, qualcosina in meno. Sul pallone c'è di nuovo Novara. Adesso è il Cus a rintanarsi nella sua area di rigore, eccezione di Varrica. Con il fischio dell'arbitro, la battuta di Novara al centro, colpo di testa di Lo Bianco, però ancora attacco vivo per il Trapani con Ilari che si accontenta di battere un fallo laterale in zona d'attacco. In realtà secondo l'arbitro la rimessa è del Cus però. La battuta di Tellini, Trapani in anticipo su Varrica, guadagna solo qualche metro il Cus, ancora con Tellini con le mani, prolunga Ruffino, poi mette giù Di Matteo che viene però fermato da Cucchi. Allora Tarantino per la corsa di Ribuffo, c'è stata una deviazione, allora il fallo laterale per il Cus, si accontenta della rimessa il capitano di casa. Varrica prolunga, Ruffino, spalla alla porta, ancora Ruffino, la tiene, prova a girarsi Ruffino, viene contrastato, recupera il pallone Varrica al limite dell'area, viene fermato Cucchi, cerca il tocco per Di Bella che arriva. Tellini, la palla intercettata, poi Varrica prova ad arrivare, viene anticipato da Pace. Tellini fa scudo contro Iovino, poi colpisce di testa, la palla va in fallo laterale.
ultimi 8 minuti, poi sarà recupero qui alla Fincantieri. Trapani che si avvia verso un'importantissima vittoria, un girone in cui i ragazzi di Mister Culcasi hanno praticamente dominato fin dall'inizio. Qui intanto Mistretta sulla pressione di Di Matteo, rimessa Cus. Batte Tellini in avanti, il colpo di testa da parte di Trapani, poi Iovino dove c'è Mistretta. Tarantino in qualche modo controlla, poi sbaglia la giocata, arriva Cucchi in pressione col fallo su Trapani non fischiato dall'arbitro. La palla viene contrastata e alla fine mette fuori Tellini. Cura del caso per Trapani. Ancora a terra l'autore del gol che ha sbloccato la partita, ricordo anche con l'ausilio del mini spot che abbiamo inviato, che su Sportisili, oltre alle notizie dai principali sport e oltre alla produzione in diretta di gare come quella che sta andando in onda adesso, vedrete qui sul canale YouTube anche gli highlights della sfida tra qualche ora, oltre a quelli della gara disputata e vinta ieri dal Cus Palermo allievi under 18 contro i pari età del Real Palermo, un risultato che ha consentito ai ragazzi cussini di portarsi in testa al proprio girone, oltre ovviamente ad altre produzioni video, mentre qui intanto c'è un contrasto in area di rigore. Si riparte dal fondo. Lo Galbo. Palla che scavalca tutti, colpo di testa da parte di Ilari, poi Di Matteo al contrasto con Tarantino che recupera. Viviano in avanti. Prova ad arrivare Ruffino, c'è l'intervento di Pace in spaccata, Ruffino cerca l'aggancio, poi di testa, forse anche sbilanciato, si continua a giocare. Ilari, chiuso da Cucchi, palla in avanti sballata, recupera Trapani che lancia in avanti dalle parti di Puccio, l'anticipo da parte di Lobianco che sbaglia. Ribuffo, Tarantino in profondità, il controllo questa volta di Pace in due tempi. Poi ancora pallone che rimane buono per Varrica, Varrica fermato, poi arriva Tarantino a contrasto, tutto ok per l'arbitro, poi serie di rimpalli che favoriscono Ilari, il lancio in avanti, interviene ancora Lobianco, un po' di confusione da una parte e dall'altra, tanti errori come quello di Lobianco. Così Lobianco, ci fare toccare pallone. Ci fare toccare pallone così. C'è un cambio nel Trapani, almeno così sembra. C'è l'uscita di Baiata, adesso in campo di Carella con la maglia numero 15. Terzo cambio. Diego! Non va a scrivere, non è che però ci va a scrivere. Ma siamo, non c'è bisogno, sa. Va bene qua? Dove dice lei? Puccio, a vedere! Fallo laterale per il Trapani.
volta di Gaetano, va in avanti, colpo di testa, fallo di Cucchi secondo il direttore di gara. Adesso 2 i cambi per il Trapani, vedremo chi uscirà, soprattutto chi entrerà. Tanto esce Pace. L'ingresso in campo di Genovese con la maglia numero 14. Per l'altro cambio, che almeno per il momento viene congelato dal tecnico Culcasi, allora il calcio di punizione con Novara ancora sulla palla. Ancora Novara può battere il calcio di punizione, pallone che prende una traiettoria a uscire, a vuoto qui Tellini, poi la conclusione tentata proprio dal nomentrato Carella. Iovino in avanti, allontana Mistretta, poi in qualche modo allontana la difesa del Trapani, ancora sui piedi di Carella, Mistretta interviene, poi prova a correre Viviano, è in netto vantaggio però di Gaetano, che lo lascia scorrere oltre la linea laterale, ultimi secondi e poi sarà recupero col direttore di gara che ferma il gioco. C'è un altro cambio nel Cagliari, scusate, nel Trapani, chiedo scusa. L'ingresso in campo di De Filippi, maglia numero 19, esce Di Matteo. Porta 10! Dai signore, tempo! Ecco! Dai! 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 Ancora Rebu. La battuta del fallo laterale con Di Gaetano, 6 minuti di recupero secondo il direttore di gara, quindi altri 360 secondi prima di scoprire come si chiuderà la partita. E ancora un cambio per il Trapani. Cambio signore! Bene, Gle! Bravo Gle! Dai! C'è l'uscita di Ammucciato, ingresso in campo con la maglia numero 18 di Cudia. Sei me! Sei me! Oh, signore! 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 Occhio qua! Non ci mettere le mani, state la mano passata. Eccomi, signore! Me lo devi dire, dai! La battuta di ribuffo, colpo di testa di Gaetano, poi subentra nell'azione proprio Cudia che viene però fermato. Di Bella passa su Trapani, non su Ilari che mette in fallo laterale. Partita eccellente dei due centrocampisti centrali del Trapani, non solo per i gol ma per il lavoro anche fatto lì in mezzo. Intanto pallone allontanato dall'intervento di Carella, poi Tarantino vince il rimpallo, gioca in avanti a cercare Viviano, l'uscita di Benivegna che va subito al rinvio cercando proprio Ilari. Ribuffo però recupera il pallone, passa via lo bianco, Barrica fermato, allora può avanzare Novara, lancio lungo, Tellini di testa, poi Iovino la tiene in campo, Tellini però la recupera, cerca di passare, forse è trattenuto, si gioca ancora, la palla però finisce direttamente sul fondo. Mistretta gioca corto qui lo Galbo, il pallone poi per lo bianco, lancio non perfetto che arriva comunque dalle parti di Viviano, a campo per avanzare il 10 del CUS che poi cerca di allungare ma trova la respinta. Di Bella frana su di lui
De Filippi, calcio di punizione per il CUS, che quantomeno ci prova a chiudere a testa alta questa partita giocata, va detto, ad armi pari contro un avversario sulla carta superiore. Ne è venuto fuori un 2-0 almeno per il momento, ma buonissima la prova dei ragazzi di Mister Di Fresco. La battuta di Lo Bianco, 3 minuti e mezzo oltre il 40esimo, oltre l'80esimo. Si perde ancora un po' di tempo per la battuta di questa punizione. Un po' di traffico a centro area col direttore di gara che torna. Direttore di gara che ancora interviene pretendendo che tutti stiano fermi, con una pretesa un po' eccessiva. Qui la palla allontanata, c'è una richiesta di intervento da parte del direttore di gara per un contatto su ribuffo che il direttore di gara non ha visto. Qui l'anticipo su Ruffino, calcio di punizione che adesso viene accordato al CUS, fallo di Novara. Un po' troppa confusione questo finale. Punizione per Tarantino. C'è il fischio. Tarantino sulla barriera, ancora Tarantino, seconda chance, palla messa in mezzo, allontanata dall'intervento di Genovese e poi calcio d'angolo per il CUS che quantomeno chiude in avanti questa partita. Andrà a battere Di Bella. Palla battuta sul secondo palo, ribuffo, stacca, c'è l'uscita di Benivegna, si continua a giocare e poi l'ultimo tocco è di ribuffo. Scaduto anche il 6° minuto di recupero, vedremo se il direttore di gara farà recuperare i 30 secondi per il cambio a recupero iniziato oppure se manderà tutti negli spogliatoi allo scadere dell'86esimo minuto. Battuta lunga ed è così infatti finisce 2-0 in favore del Trapani che porta a casa la vittoria in questa partita. Decisivi gol dei centrocampisti nel primo tempo Trapani, appunto nel secondo tempo Ilari